domenica di Pasqua abbiamo in collegamento quasi tutta la giunta, il sindaco Fabio Chies. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. L'assessore Claudia Brugioni. Buongiorno Claudia. Buongiorno a tutti. L'assessore Sonia Colombari. Buongiorno Buongiorno Sonia. A tutti. L'assessore Panizzuti, Gianbruno Panizzuti, buongiorno. E l'assessore Rossetti, buongiorno assessore. Poi abbiamo il Presidente del Consiglio Giovanni Bernardella. Bene, ciao a tutti. In una domenica diciamo di gioia e di felicità, noi stiamo vivendo un problema gravissimo che è quello della pandemia, però oggi vogliamo essere positivi, vogliamo dare un segno di benessere per i nostri cittadini. Sindaco, io passerei la parola a te per un saluto e per gli auguri di Pasqua. Un caro saluto a tutti i nostri concittadini e a tutti coloro che stanno ascoltando. Sicuramente non è la Pasqua che tutti noi avremmo voluto, ma anche in questo momento di difficoltà in cui c'è una crisi sanitaria che si sta man mano trasformando, anche in un video messaggio come abbiamo fatto con altri assessori, di raccogliere qualcosa per chi ha più bisogno. Diamo la dimostrazione che la Pasqua ha un senso ancora di più oggi in questo momento di difficoltà. È stata aperta una raccolta fondi tutti assieme per una Conegliano solidale. Ecco, penso proprio che l'IBAN sia noto a tutti, ma se no lo troveranno sul sito del Comune di Conegliano. Cerchiamo di fare in modo che chi ha qualcosa di più possa donare e chi ha qualcosa di meno. Anche questo è un gran segnale di passare una bella Pasqua, perché una bella Pasqua vuol dire anche tanta solidarietà e magari quello che abbiamo risparmiato non andando a cena o a pranzo fuori per Pasqua lo diamo a chi ha bisogno, in modo che ci sia qualcosa sulle tavole di tutti. Questo deve essere il senso della Pasqua del 2020. Una Pasqua di grandi solidarietà in cui ritroviamo i valori comuni in cui tutti noi ci riconosciamo. Per cui un augurio di buona Pasqua a tutti e un abbraccio forte. Claudia, l'assessore Claudia Brugioni, a lei. Beh, grazie, e anch'io mi unisco agli auguri del sindaco e un augurio di buona Pasqua. Devo dire che in questo periodo abbiamo veramente vissuto momenti di grande tristezza, però anche di grande gioia, perché abbiamo comunque visto una città molto solidale, dove tante persone si sono già unite per supportare la raccolta fondi destinata all'emergenza dell'ospedale, e oggi, come ha detto il sindaco, abbiamo fatto partire la campagna Conegliano Solidale tutti assieme per una Conegliano Solidale, perché ci stiamo rendendo conto che tanti nostri concittadini hanno realmente bisogno. Per cui mi unisco dicendo tante rinunce siamo in grado di farle tutte e ci stiamo abituando a questo, e quindi uniamoci nella raccolta fondi e cercare di dare un sorriso a chi in questo momento non ce l'ha per tante problematiche legate non solo a livello sanitario ma anche a livello economico. Io auguro a tutti una buona Pasqua e speriamo poi di ritrovarci in un momento migliore. Buongiorno a tutti, io faccio i miei migliori auguri per una Santa Pasqua a tutti coloro che vedranno questo video e a tutti in generale in qualsiasi parte del mondo si trovino, perché è un momento di grande difficoltà e come servizi sociali ovviamente ci stiamo impegnando tantissimo in tutte le misure, con tutte le misure sia straordinarie che ordinarie del caso. Il mio pensiero va a tutti coloro che stanno donando, e ovviamente la cultura del dono è una cultura che cerchiamo sempre di trasmettere come amministrazione, l'abbiamo sempre trasmessa, e in questo appunto siamo molto uniti per dire che l'amministrazione di Conegliano, in primis ovviamente il sindaco, tutta la giunta, il consiglio comunale, abbiamo il presidente anche con noi del consiglio comunale in questo momento, siamo tutti volti a fare in modo che nessuno si senta solo né dal punto di vista morale, sentimentale, economico, e quindi tutti insieme per una giusta causa. E grazie a chi sta donando a qualsiasi livello, e auguri a tutti, buona Pasqua di cuore. Grazie. Grazie Sonia. E l'assessore Gianbruno Panizzuti.
Sì, tantissimi auguri di buona Pasqua anche da parte mia. Non voglio ripetere quello che ha già detto il sindaco e gli assessori che mi hanno preceduto, ma sono rimasto, devo dire, molto colpito anch'io da quella che è stata e sarà la solidarietà che vedo in tutti i campi. Devo dire che sono rimasto proprio colpito da quella che è la generosità dei cittadini coneglianesi, ma non solo, tutti quelli che stanno dentro. Chiedo di continuare su questa strada perché effettivamente ha bisogno e non ha i mezzi per affrontare una crisi di questo tipo. Tantissimi auguri di buona Pasqua a tutte le famiglie di Conegliano, a tutti i coneglianesi e a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascoltano. Grazie. Grazie Assessore, ho visto che si è collegata anche l'assessore Gaia Maschio. Buongiorno Assessore. Buongiorno a tutti, scusate per il ritardo, ma ci siamo distanti, ma ci siamo. Ciao. Bene, allora a lei la parola per gli auguri di una Santissima Pasqua. Sì, anch'io auguro davvero a tutti voi che siete in ascolto e anche vedo in linea tutta la giunta e mi fa molto piacere. Tanti auguri di buona Pasqua, una Pasqua sicuramente diversa come già avranno anticipato tutti i miei colleghi, sicuramente che vivremo in famiglie più intime, nel senso io ad esempio sono a casa con mio marito, con mia figlia, ma penso anche a chi è da solo, ma non si deve sentire tale perché nonostante la distanza la comunità di Conegliano, come avranno già detto appunto anche gli altri assessori, si è dimostrata davvero presente e vicina per tutto l'aspetto solidale. Anche colgo l'occasione anch'io per tutti i volontari, per tutto il reparto sanitario, gli infermieri che si stanno davvero adoperando affinché tutti noi possiamo continuare a guardare un futuro che sicuramente ci sarà. Pazientiamo e intanto davvero vi auguro una felice e serena Pasqua a tutti. Grazie Assessore, e adesso l'Assessore Rossetti. Grazie, non ripeto gli auguri anche se sicuramente sono rivolti a tutti quanti, ma un apprezzamento a quello che hanno fatto i colleghi della Giunta. Hanno lavorato tanto, hanno lavorato più di me. Io nel sociale quantomeno, io ho lavorato fra le carte, pieno di carte di incombenze perché abbiamo degli adempimenti da fare entro fine aprile, ma prorogati a maggio. Devo dirvi che il comune è finito anche nel sociale, soprattutto nel sociale, nella raccolta di fondi che hanno raggiunto cifre inaspettate. E cosa vuole? Una Pasqua che a mia giovane età non ho mai passato. È sempre stata una giornata di festa, di scampagnate, di viaggi. Questa volta dobbiamo cambiare per il bene di tutti, rimanere a casa, rimanere con i nostri cari, forse aiuterà a tenere unite le fede. Un augurio a tutti quanti e buon lavoro. Grazie Assessore, certamente un momento di riflessione fa bene a tutti. Passerei alla seconda carica dell'amministrazione, il Presidente del Consiglio Giovanni Bernardelli, e dopodiché ripassiamo per la chiusura al Sindaco, che penso porti i saluti anche di Claudio Tapan. Prego Assessore Bernardelli, scusi Presidente Bernardelli. Va benissimo, ciao Bruno e grazie a voi, grazie del collegamento in questa giornata particolare. Anch'io mi unisco a tutte le parole che hanno già detto il Sindaco e tutti gli assessori. Questo è stato un momento di grandissima solidarietà che è stata dimostrata a tutti i livelli e talvolta la solidarietà ha superato addirittura quelle che dovrebbero essere, sono un po' critico se volete, gli aiuti dallo Stato. I soldi che sono arrivati dagli nostri imprenditori, ma anche dalle persone più semplici che hanno versato anche 10 euro magari, servono e sono serviti a questa che è una tragedia a tutti gli effetti, che stiamo affrontando per la prima volta, che mai ci è capitata nella nostra vita, perché se noi parliamo con qualche nostro vecchio ci dice che forse dai tempi della guerra che non si provano queste limitazioni nella libertà personale, nel poter andare da qualche parte. Dobbiamo farlo tutti per il nostro bene e per il bene degli altri. Però ripeto, i gesti di solidarietà che ho visto, l'ultimo è stato quello di ieri, un gruppo austriaco ci ha donato 7.500 mascherine, un gruppo di un Rotary Club austriaco dell'Alta Austria, ed è l'ultima delle tante dimostrazioni di affetto e di solidarietà che non arrivano solo dall'Italia ma anche dall'estero. Per cui mi unisco
ovviamente gli auguri di buona Pasqua e di buona Pasquetta a voi, li faccio soprattutto a tutte quelle persone che in questo momento sono dentro gli ospedali, sono per le strade a controllare le strade e le persone, e per cui forze dell'ordine, protezione civile, ripeto, medici, infermieri, tutto il personale ospedaliero. E cosa dire ancora? Buona Pasqua e state vicini alle vostre famiglie, anche perché alternative non ce ne sono. Per cui vi saluto. Grazie Presidente. Signor Sindaco, a lei la chiusura. Io ho poco da aggiungere, Bruno, solo un ringraziamento a te innanzitutto per il collegamento. Volevo dire a tutte le persone che comunque l'emergenza non è finita, che bisogna stare a casa, che non pensino che Pasquetta col sole sia il momento di fare le passeggiate all'esterno, perché sennò vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi verrà vanificato in poco tempo. Quindi bisogna stare a casa, le forze dell'ordine saranno sulle strade, questo non è per intimorire nessuno, è semplicemente per correttezza nei confronti di chi si comporta bene, che è la stragrande maggioranza dei nostri cittadini. E per qualche stupido che continua ad andare in giro rischiamo di rimetterci. Il mio abbraccio forte di tutta la giunta va a tutti coloro che in questo tempo ci hanno dato una mano e ci stanno dando una mano perché si risolva questa pandemia. Grazie davvero, avete dato una dimostrazione di senso civico immenso. Un abbraccio a tutti, alle vostre famiglie, ai bimbi e un augurio di buona Pasqua a tutti. Grazie signor Sindaco, grazie agli assessori, grazie a Veneto Globe, a Gianfranco Ceschin, alla regia, e ci vediamo in un momento migliore. Auguri di una Santa Pasqua a tutti voi.